Stamattina siamo qui in Valpolicella, a Villa 40, siamo in compagnia del presidente nazionale AIS Antonello Maietta, perché oggi si parla dei lavori della guida, una guida vite che non si ferma mai, ma soprattutto una guida fatta dai degustatori ufficiali dell'associazione, quindi una guida che ha un approccio sicuramente professionale, molto approfondita e capillare sul territorio, ma anche che parla un linguaggio molto semplice e facile, accessibile a tutti. È proprio vero, ecco, di solito si dice sembra ieri che abbiamo fatto la presentazione, in realtà era proprio ieri che abbiamo fatto la presentazione della guida, perché a fine ottobre l'abbiamo presentata alla stampa, al pubblico, è arrivata a casa dei nostri associati tra il mese di novembre e il mese di dicembre e adesso siamo a gennaio e siamo già al lavoro per la prossima edizione, quindi è proprio un meccanismo in evoluzione, un meccanismo continuo. Del resto, se vuoi fare un prodotto estremamente valido, estremamente accettabile da un pubblico critico che è soprattutto il pubblico dell'Associazione Italiana Sommelier, quindi il pubblico più selettivo, più rigoroso, ecco, più attento nei nostri confronti sono proprio i nostri associati, a cui l'abbiamo dedicata questa guida, certamente anche se è disponibile poi per i produttori, per gli appassionati, però è dedicata ai nostri soci e loro sono attenti a questi cambiamenti, a queste percezioni, a questo lavoro che c'è dietro. Quindi iniziare a gennaio significa istruire i panel, organizzare le degustazioni per essere pronti già con il Vinitaly in cui si fanno i primi assaggi e poi via via tutti i panel di degustazione delle varie regioni italiane. Quindi Veneto è una regione che ha questo, diciamo, vantaggio da un lato e svantaggio dall'altro, quello di avere già una guida regionale, quindi beneficia dell'apporto, del contributo dei collaboratori della guida regionale, però quando hai due dinamiche che sono vagamente differenti ti devi, ogni volta che cambi d'abito, ogni volta che ti levi una giacca e ne metti un'altra, devi plasmare il tuo orientamento in funzione delle necessità di quello strumento specifico. Una guida che ha avuto anche un grande successo e risultato per l'app, che è stata una delle app più scaricate nel settore, quindi un linguaggio che diventa sempre più diffuso, nel senso che la guida cartacea è disponibile per gli associati, mentre l'app è scaricabile da tutti. Beh, tra l'altro anche iniziamo col dire che 40.000 copie la collocano al primo posto delle guide cartacee in Italia, non c'è nessun altro che riesce a fare questi numeri. È ben vero che magari potremmo dire, ma bella forza, la date ai vostri associati, quindi... però la difficoltà è quella di avere 40.000 associati e noi li abbiamo e a questi 40.000 associati arriva la nostra guida. L'app invece è un percorso dinamico, aperto a tutti, non tutti vogliono portarsi dietro 2 kg di peso quotidianamente o metterlo nel cruscotto dell'automobile. L'app è molto comoda, è immediata, non solo, ma nell'app ci sono molte più aziende rispetto a quelle che sono nel cartaceo, molti più vini rispetto a quelli che sono nel cartaceo, perché il cartaceo ha dei limiti oggettivi di pagine e quindi aperta il geolocalizzatore, molti strumenti utili per l'appassionato di vino che riesce a trovare le informazioni sui vini, sulle aziende e riesce ad andare a casa delle aziende. Un'ultima cosa, ecco, ha avuto anche un grande successo la presentazione della guida, l'evento di presentazione della guida, quindi i banchetti d'assaggio sono ormai un happening importantissimo, sì o no? Tra l'altro non solo quello nazionale, perché quello nazionale per noi è stata la più grande manifestazione che abbiamo mai realizzato nella storia di questa associazione. Abbiamo avuto oltre 3.500 accessi praticamente in un pomeriggio, dalle ore 14-15 fino alla sera sono entrate 3.500 persone, quindi vuol dire che c'è molto interesse nei confronti di questo strumento e poi tutte le presentazioni che sono state fatte sul territorio, quindi siamo molto contenti di questo perché i numeri sono anche dalla nostra parte.